Rieccoci Italia, sì sì, sono ancora vivo, non sta preoccupate, che siano è parte integrante di quel detto che l'erba cattiva non muore mai. Ho trovato un signore, no? Cavolo, mi aveva spiegato anche un po' la storia di questo fortino, cos'era, austro-ungarico, non mi ricordo, porco cane. No, forse no, ma più che altro a Zingaro è rimasto impresso il discorso delle case abitate abusivamente qua, no? Perché pensava magari chissà chi le abita, no? Chi mi viene qua, chi mi porta via di notte, no? E niente, ho visto sono persone del luogo, brave persone, e noi qua abbiamo chiuso con le riprese, abbiamo fatto la volatina col drone e visto questo forte è veramente molto molto carino, anche se ne parlano male per via dello stato di abbandono, lo stato di degrado. Ti dirò, ha il suo fascino, eh. Ha veramente il suo fascino e sai che se sei qua in zona Cavallino, Punta Sabbioni, no? Che è pieno di campeggi, di solito chi viene in vacanza col camper viene qua di solito, no? E ti fai una cappatina anche qui. Guarda, il parcheggio alla fine ce l'hai, io mi sono buttato qua nell'erba tranquillamente e via. Però siccome c'è ancora un po' di luce, perché ore sono? Neanche mezzogiorno, io volevo vedere se c'è qualcos'altro tramite Google Maps qua nelle zone di Carino da vedere, da puntinare. Ultima cappatina di oggi, Punta Sabbioni, il faro. Perché praticamente devo fare delle correzioni a un sito, mi metto qua tranquillo, guarda che bel giardino. Ma non prima di aver fatto una bella dronatina. E quindi mi sembra opportuno dire dove abitiamo oggi. Sban, davanti a un cartello. No, acá, al faro di Punta Sabbioni. Mamma mia che nuvolo! Comunque ecco qua la nostra casa per oggi. Che occhio, 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 occhio. E non mi sembra male, direi proprio di no. CP, oggi hai un giardino un po' meno erboso, però insomma è pur sempre un bel giardino. Guarda che vista che te ga, CP! La libertà che volevo in qualche modo è anche questa. Cioè, l'andare dove vuoi, il vivere dove vuoi, comunque continuando a lavoricchiare. Adesso devo fare una correzione a un sito e la sto facendo qui, dalla laguna di Punta Sabbioni, più o meno vista a Venezia. Essere libero, divertirsi, non aver problemi di soldi e contemporaneamente sentirsi anche magari dire da qualcuno che c'è qualcosa di sbagliato in questa tua vita, no? Nel vivere in camper. Porca troia, se sono sbagliato io. Occhio, occhio tra il dire e il fare. Allora, è una giornata nuvolosissima e sta piovigginando. E i pannelli stanno caricando a 0.2, un pannello da 100 e un pannello da 120 di ottima qualità. Metti uno anche il triplo dei miei pannelli, carica a 0.6. Dove vuoi andare a 0.6 se dopo ti monti webasto, frigo compressore, piastra induzione, cioè capisci? E libertà è anche pranzare all'ora che vuoi, cioè non solo sono solo qui proprio fronte mare, no? Che ho guarda, la vista di tutta la laguna, ma pranzo all'ora che voglio, questa è una cosa veramente molto importante, a secondo il mio corpo, no? Che mi chiede il cibo con la fame, quando ha fame, no? Quindi quando ha fame ha bisogno di cibo, se non ha fame non ha bisogno di cibo, quindi non sono forzato a inserire cose nel mio corpo che essendo in più possono solo far male o comunque non essere digerite e pertanto andare nell'accumulo dei grassi. Sì, non ho sti problemi perché diciamo non sono mai stato un gran golosone, quindi insomma ecco, sono sempre stato magrolino e magrolino resterò. Però vedi, sono quelle cose che apprezzi, cioè che non puoi non notare, non osservare, anche il fatto
di essere qui in un camper con la pioggerellina che scende giù, è stupenda sta roba. Se arriva un tu? Io ho detto, guarda, adesso arrivo, finisco di mangiare le mie 2 schifezze e così andiamo a conoscere il tu. Sino che tu vai a conoscere, vabbè, a sti discorsi che dopo mi viene anche male a testa. Niente, gli ultimi bocconi li vuole sempre CP, però ne abbiamo già parlato e sta roba non è ancora stata chiarita. Io gli ho detto, CP, ma quando tu mangi... quando tu mangi le tue croche, io vengo a chiederti le croche, e no? E te invece è sempre qua da me? Arala qua che dopo sembra che non sono minacciato, invece CP, invece tu vuoi il mio cibo, vuoi il mio cibo. Cara, certo che lei, purché sia mio, si mangia qualsiasi cosa, cioè i piselli li ha spazzolati, vero CP? Porca miseria. Arrivo qua, guarda chi che è qua, eh? Ciao a tutti! E qua abbiamo Michele! da più o meno mestre dai parti del Mario, lei è un compaesano di Mario. Mario, Esatto. Conosci tu sto qua, conosci tu? Ho saputo che è arrivato Zingano, hanno chiamato l'esercito qua. Porca troia. Figata, guarda che l'anca l'aerografia, guarda che roba. E se un altro Ducato scarosso come il mio, ora qua i Ducati scarossi, qua tenda a piova. E allora oggi, siccome a me piace tanto fare la rubrica, no, che mi mostra i camper, che vai dentro i camper, sia quelli nuovi che quelli vecchi, ma soprattutto quelli vecchi perché sono pieni di accorgimenti, sono più vissuti e quindi sono spunto per tante cose interessanti che se tu sei camperista puoi fare anche te, no? Quindi oggi vediamo il camper scarosso di... Poi tu che me smette che sempre i nomi, dita. Cioè, Michele, cioè, non è cattiveria, mica i nomi su così. Difatti, se tu noti, no, se ci conosciamo o non ci conosciamo, o se abbiamo parlato nel gruppo o in chat, io dico sempre ciao mister. Magari su Facebook no, vabbè, l'è scritto il nome, però ciao mister a tutti, perché così non serve che mi ricordi, no? Allora, qui abbiamo il camper scarrozzo di Michele, che è un Ducato anche questo, il camper è un... 1009 turbo diesel del 90. Quindi compagno del mio, compagno di quello del Zingano. Ecco. Allora, la prima cosa che vediamo nel camper di Michele, che è qua che ha domando me, è questa stampa che lui si è fatto. È una cosa simpatica, secondo me, no? Allora gli chiediamo a Michele, dove l'hai fatta fare? Fatta io perché la voglia era tanta di poter vedere il mare. Cioè, ma la stampa proprio? Comprata a Lidl, sul mercato Lidl vicino a casa mia. Ah, ok, quindi non da fotografo, roba del genere. No, comprata a Lidl a casa mia e l'ho montata io, ho tirato giù la porta e l'ho buttata su. Ok. Un lavoraccio, però dai. Ma è questa parte qua, ci hai smontato la maniglia e dopo gliel'hai appiccicata sopra? Ho smontato tutto, ok. Ho preso le misure, infatti qua si sta un po' rovinando perché è vecchio ormai. Vabbè, insomma, però l'importante è per la maniglia, perché ho detto anch'io un giorno volevo fare una roba del genere, ma ne mi faccio la grafica io, quindi la maniglia va smontata, tu gliela soprattutto attacchi. La mia maniglia non è come quella di Yuri, che si apre al contrario, ma si apre giustamente. Ma l'hai tagliato prima o l'hai tagliato dopo mentre era sopra col taglierino? No, mentre era sopra. Ok, col taglierino piano piano. Più facile, ok, farò anch'io così. Ok, allora andiamo a visitare il camper scarosso del mio amico Michele. Allora, innanzitutto, guarda che bello, ti trovi subito la parete. Capo, ma proprio adesso, vedi tu da passare. Cioè, ogni volta che mi provi a fare tipo il National Geographic, vedi tu che mi impegni a fare robe serie fatte pulito. Arriva sempre qualche da disturbare. O le cani o le macchine, comunque eccoci qua. Permesso. Allora, guarda, cosa che salta subito all'occhio, veramente bella, lui ha fatto la paretina con questo legno che adesso ci racconta. Allora, sto legno qua è un tappeto. Ah. Un tappeto, quelli che ti compri in qualsiasi negozio. Tu dove l'hai trovato? Comprato dai cinesi. Ah, ok. Dai cinesi, tagliato, incollato sotto. Va a metro? A metro. Ok, tipo più o meno 1 metro per 1 metro? 1,50 m per 2 metri. Più o meno ok? Molto più o meno. 7-8 euro al metro quadrato. Quindi dai, una monata, insomma, sì. Se uno vuole farsi la paretina. Simpatico. E l'hai tagliato come? Tagliato col seghetto. Col seghetto e poi ci ha messo le guarnizioni sopra. Incollato per sotto e messo le guarnizioni. Quindi prima hai preso le misure e dopo... Bello, interessante. Oh, guarda che la stufetta come la mia, no, questa è diversa, questa è la regolazione è a sinistra, quindi sicuramente la sua stufetta è più moderna della mia, perché ha messo quel con la stufetta piscarossa. E poi guarda, qua ci ha messo la parte perlinata, e questa cos'è? Conta. Questa qua è un colore che ho comprato a Lobby, vicino alla Uscià Mestre. Cioè hai verniciato?
Verniciato ci sono i brillantini all'interno, quasi da diventare matti però, perché bisogna sempre stare a mescolarlo, pitturarlo 3-4 volte, dargli l'impregnante. E invece qua il tetto all'epoca quando l'ho comprato. Ah, c'era già? No, qua era tutto quanto infiltrato, tolto tutto quanto, rifatto le perline, rifatto gli ongaroni che ci sei all'interno. È simpatico, che da vedere dal vivo è veramente simpatico sto colore, ma è sempre tappetino? Sempre tappetino. E le lucette qua LED sono... Fatte io, montate io, passati i cavi all'interno della perlina. Ah, ecco, sono a corrente. A corrente? Sì. 12 volts. Anche quella o anche quella là. Quindi non sono a batterie ricaricabili, no, diciamo. tutto quanto tramite... Figata. Guarda che forte, ha il lettino qua, dopo qua immagino c'è il bagno, Sì, apri pure qua l'armadio. No, beh, i bagni di solito l'unica roba non ferma di vedere. In più, no, figata, ecco qua, adesso ne conta qua, cosa hai combinato in mansarda? Qua in mansarda mi piaceva il tappeto, mi piaceva tantissimo il tappeto. È fino? Sì, un tappetino. E dove l'hai trovato Questo qua l'ho comprato da un indiano qua in spiaggia. Che bello, guarda con i bordini. Cioè, vedi, è bello prendere spunto da queste idee, no? Cioè, per chi vuole farsi anche un po' il camperino, stile un po' bohemian così, guarda che figata. È veramente bella sta idea. Anche perché, insomma, non è... oddio, adesso io magari non dovrei dire ste robe, però non è tanto difficile, ecco. No, Cioè, io dico non è difficile, dopo fare che castronerie che metà fa basta. Non è tanto difficile nel senso che lui ha fatto... solo la parte centrale, no? Che poi viene in su. I bordi li ha lasciati originali o comunque puoi rifarli con qualsiasi altra cosa. Molto, molto bello. Ascolta una roba, qua vabbè, hai smontato. Sì, qua ho smontato tutto quanto, ho tagliato su misura, l'ho infilato all'interno e l'ho messo su. Questo qua invece serve per infilarlo. Forte! Hai fatto te? Sì, fatto col io. polistirolo? Sì, esattamente. Vedi? Cioè, sono partito con l'idea, quasi scherzando, no? Che monti sui camper vissuti, usati e trovi qualche idea e guarda qua dal mister quante che non ne hai. Anche perché la guarnizione bene o male non tiene mai, quindi c'è sempre spifferi di aria quando corri e con questo qua lo chiudi e ti rimane sempre... ecco qua. Che forte! Cioè lui si è fatto la botolina col dentro a polistirolo. Figata che sta roba, figata, veramente figata, bello. E lì ti sei fatto tu la mensoletta? Esattamente. Ho fatto la mensoletta per mettere magari gli occhiali, il telecomando della televisione o il telefono, vedi? cose così. Guarda, altro che i pizzi del Zingano che là i piccasciugamani del supermercato, questa è una roba carina, cazzo. Ma questa l'hai fatta te o l'hai comprata? No, l'ho trovata su un altro cambio di munizione e l'ho preso su e l'ho buttato perché mi qua. piaceva come colore e stile, diciamo. Meno male, porta sullo stesso colore anche perché se tu vedi di là è un colore, di qua è bianco, invece di là è marrone, è tutto un pannello quello là. E storiazze. E dopo lui vedi qua come usano fartanti, al posto della tendina o da aggiungere alla tendina ha messo l'oscurante termico e qua lo senti che è anche quello pesante. Zingano invece ha solo la tenda pesante, però sicuramente con un sistema così ne guadagni decisamente di più in termini di... E un giorno magari vedrò... Anche perché c'è tanto sbalzo di temperatura tra cabina e qua. Vedi, quando fai le robe in fretta, potevo farlo anch'io, visto che la mia tenda è 2 tende attaccate una da una parte e una dall'altra, dentro a mo' di panino potevo metterci questo, però d'altronde si impara sbagliando, no? E facendo le cose in fretta che si sbaglia, quindi se vuoi sbagliare per imparare, fai robe in fretta come il Zingano. Queste robe qua così guarda porta scala che mi incuriosivo fino a... qua che già scaletta che ti tiri basso, ma è una roba normale che c'è che a tutti. Ok. Sì. Altrimenti sopra come che ti va? Sul tuo come che ti va? È a ganzetto, cioè io ho tagliato, ho fatto dei buchi qua e ha dei ganzi. Sì, ma messo così. Ok. Anche perché come che ti puoi vedere, ti vedi goffio i piccoli, quindi quando che io si arrampica sopra sì in maniera che mi vada per terra e io butto su la scritta così, insomma. Fai gonata. Oh, ma guarda, tutto ha rivestito, figata. È simpatico anche il pavimento. Ah no, di qua l'ho fatto tipo a mattonelle. E farlo in legno così tutto, no? L'idea era quella, però dopo mi sono fermato perché il tempo col lavoro che ho... vabbè, però più avanti... Sì, un po' alla volta, È simpatico così a travi fine, diciamo. È molto simpatico da vedere. È simpaticissime anche queste mensolette, queste le prese all'Ikea. Sì. Che qua indovina, sono grande. E questo qua invece è ristorante cinese a Mestre. Non devi mangiare al ristorante cinese, mia figlia si è tolto. Ecco, sì, gentile auto omaggio, buono.
E qua c'è luce LED. E qua invece che se lucette queste qua basso qua, che Vediamo le ha messe lui. qui qua. Lì basse là. Come volevo. Funziona solamente queste qua davanti qua, perché il ladrillo ne funziona altro. Volevo metterle anch'io basse, no? Sono quelle che poi ho messo nel lato guida. Io all'inizio volevo metterle basse e fare una roba del genere al posto del battiscopa, dopo per un discorso di lunghezza che non mi tornava, per non lasciare i lavori a metà ho rinunciato. Beh, è simpaticissimo il lampadario, cioè scusa, ma cioè veramente in certi punti, a parte essere su quei furgoni americani, no? Sai, quelli tutti preparati con queste robe qua, bohemian. Da zingarate. No, è bello, come zingarate, bello. E le casse si è messo là, attaccate però all'autoradio davanti, no? Sì, per forza. Ok, quindi hai sia quelle davanti, in più anche queste che Esattamente. funzionano. Figata. Che tipo le mie non suonano niente, c'era da portarle anche dietro. No, queste qua suonano bene anche perché così quando magari se sei qua tutti in compagnia ti bevi qualche ombra in più, ti ascolti un po' di musica E via. e ti diverti un piantino. E vedi, anche lui è una bella dinette spaziosa, identica alla mia, anzi 100% identica alla mia. Il tavolino cambia, ma perché io l'ho rifatto, ma come spazio, piedi e cuscini è identica alla mia, quindi la dinette è veramente molto spaziosa, col bel finestrone qua, vedi? Che lui ha quello che si apre, che io stavo parlando anche prima, forse è anche più intelligente rispetto a quelli scorrevoli, no? Perché questo lo apri al 100%. Il pro di quelli scorrevoli è che puoi aprirli in qualsiasi situazione, anche in corsa, però è l'eterno compromesso, insomma, dai. Allora, su gentile concessione posso fare anche il video al bagno. Io di solito non voglio fare i video al bagno perché di solito appunto è usanza buttarci anche dentro roba e tutto quanto, non si sa mai. Però mi ha incuriosito un casino sto bagno perché ha la stessa identica dimensione del mio, però guarda qua, allora il piatto doccia diciamo è molto lungo e lui la doccia ce l'ha, no, non si dice separata, comunque diciamo ha il lavandino qua della doccia e poi vai di qua al lavandino quello normale, no? L'acqua cade solo sopra il water praticamente, il che non sarebbe neanche un problema. Io mi faccio il video anche per me perché se un giorno per caso dovessi rifarmi il bagno, questa è una soluzione molto intelligente, avere la rialzatura lì, ok? Il water lo metterei in parte al tavolino qui e lì c'hai un grandissimo spazio per la doccia, hai capito? Cioè questo ripeto è un video più che altro per me perché le dimensioni del bagno sono identiche, però io questo lo reputo molto più comodo del mio per farmi la doccia, ma veramente molto più comodo. Però no, scusa un attimo che questo magari interessa anche a me e a tantissimi altri. Questo diciamo supporto per mettere il doccino, che lo puoi anche alzare, abbassare, in più vabbè anche il portasapone, cosa simpatica ma diciamo extra. Dov'è che l'hai comprato tu? Sì, fatto Dove l'hai io. preso? Questo qua l'ho preso a Lobby a Mestre, Ah. sempre vicino all'Auchan. Ok, a Lobby a Mestre, vabbè, Lobby c'è in tutta Italia, è una catena, quindi questa informazione tornerà utile a tutti. E più o meno, molto più o meno il prezzo? 25 euro di tutto quanto, 25 tubi, euro. rubinetti e tutto. Come tubi? Perché che sì, i rubinetti sotto qua. Ah, quindi tutto. completo, Ah, ok. tutto completo, Ah, ma 25 interessava euro. solo la staffa. Ah, beh, 5-6 euro quella là. Sempre a Lobby. Sempre là. 5-6 euro sta staffa qua, interessante, quindi prossimo acquisto. Seconda cosetta, come l'hai attaccata qua? Con due viti a legno. C'ha le viti dall'altra parte? No, qua fuori qua c'è all'interno là. Qua su esattamente. molli, questo viene smollato? Esattamente. Ah, lo vai copri. dentro col cazzavite e poi lo copri, ho capito. Quindi con le viti a legno, interessante, perfetto, ottimo. Vedi che si impara sempre qualcosa, no? Ok, e allora l'ultima cosa interessante che io gli ho detto, ma no, ma è una roba normale che hanno tutti, e lui, ma no, attento con sta roba qua. Allora lui praticamente aveva il gradino a manovella, no? Cosa ha fatto? Allora, ho preso un motorino del tergicristallo, ho passato un cavo di ferro, quello dell'acceleratore o di freni della bicicletta, e quando vai a premere, torna su e si blocca. Per mandarlo giù lo spinge praticamente. Esattamente, c'è una molla giù, ho messo una molla che tieni in tiro sempre nello scalino, in maniera che tu quando molli il cavo, la molla tira lo scalino e torna su. Figata. Cioè se uno vuole farselo fai da te, io chiedo sempre anche i costi, no? Perché sai che a volte... Guarda, ho speso nulla, sono andato in demolizione, ho preso un tergicristallo di una macchina qualsiasi,
e sono passato per la cassa mi fa guarda vai via dritto, non preoccuparti, e sono arrivato a casa, l'ho montato. Diciamo che ci vuole un po' di conoscenza, ecco, Sì, diciamo, ci vuole un po' di manodopera e Esattamente, conoscenza, anche perché no, sì, perché diciamo che se Zingano adesso si mette a farlo da solo non potrebbe, nel senso, prendo il motorino, prendo tutto, ok, ma il motorino come faccio a dargli il comando, cioè, capito? Non so neanche dargli la corrente, figurati il comando, in più passare i cavi e tutto quanto, sì, ciao, ne? E d'altronde vedi, dico sempre, chi ha la fortuna di saper fare tutte queste cose, soprattutto magari è anche un buon o discreto falegname, la cosa più bella che può fare è prendersi un vecchio camper e rifarsi sul male, là veramente si diverte e viene fuori un capolavoro. e la cosa importante quando ci sono infiltrazioni, secondo il mio punto di vista, per esperienza, io ad esempio l'ho rifatto con la vetroresina, il tetto, perché i camper quelli vecchi, quelli che hanno le pareti a sandwich, sul tetto fa sempre infiltrazioni d'acqua, e io l'ho risolto facendo tutto quanto con la vetroresina, foglio vetroresina e resinato tutto quanto in maniera da non avere più problemi di infiltrazioni e problemi di acqua, insomma. E così almeno sono sicuro che il camper un indomani non avrà problemi di infiltrazioni. E sto bel camperino lunghezza ad occhio sempre 5,40, Esattamente, uguale identico al come il tuo. mio. Uguale identico. Quindi un casa Zingano in stile un po' bohemian e con disposizione diversa, e a doccia meglio della mia. Allora, ma se diventai cinesi, si le collezioni del bianco qua di Yuri, che è il bianco, quelle delle ombre, altro che il bianco della macchinetta. Comunque, prima che ci dimentichiamo, salutiamo l'amico Michele e ci rivediamo alla prossima. Ciao a tutti, alla prossima!